La neoparlamentare Ida Carmina, eletta nel Movimento 5 Stelle nel nostro collegio, comunica di essere stata designata dal suo gruppo parlamentare facente parte della quinta commissione permanente Bilancio e Tesoro e Programmazione alla Camera dei Deputati. È una commissione importantissima, comunica l'ex sindaco di Porto Empedocle, perché da essa passa il bilancio dello Stato. La legge di bilancio è uno degli atti normativi fondamentali dello Stato, infatti riporta le previsioni di entrata e di spesa per l'anno successivo e alloca le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi che il governo concorda in sede europea. La parlamentare Carmina afferma che tutti dicono di volere il bene comune, ma la verità passa dalle scelte operate nella legge di bilancio. Solo per fare un esempio, si dice di volere puntare sulla scuola, sull'università, se poi nella legge di bilancio tagliano le risorse della scuola e dell'università, stanno mettendo al popolo italiano. Lo stesso dicasi per la giustizia, la sanità, le infrastrutture, la difesa, eccetera, eccetera. Ida Carmina continua, afferma dicendo: non mi tirerò indietro e continuerò a lottare affinché il bilancio dello Stato italiano persegua la giusta giustizia sociale, si pensi a dare un forte sostegno alle famiglie e alle imprese, si sostengono la scuola, la sanità pubblica e i comuni, che allo stesso estremo e privi di risorse non riescono più a fornire servizi essenziali e soprattutto si pervenga a un'equa ripartizione delle risorse tra il nord e il sud.